Con la sua chitarra presenta Fabrizio De André. Questa di Marinella, la storia vera che scivolò nel fiume primavera, ma il vento che la vide così bella dal fiume la portò sopra una stella, sola senza ricordo di un dolore, vivevi senza il sogno di un amore, ma un re senza corona e senza scorta bussò 3 volte un giorno alla tua porta, bianco come la luna il suo cappello, rosso come l'amore il suo mantello, tu lo seguisti senza una ragione, come un ragazzo segue un aquilone. E c'era il sole, avevi gli occhi belli, lui ti baciò le labbra ed i capelli, c'era la luna e aveva gli occhi stanchi, lui pose le sue mani sui tuoi fianchi, furono baci e furono sorrisi, poi furono soltanto i fiordalisi che videro con gli occhi delle stelle fremere al vento ai baci la tua pelle. Dicono poi che mentre ritornavi nel fiume chissà come scivolavi, e lui che non ti volle creder morta bussò 100 anni ancora alla tua porta. Questa è la tua canzone, Marinella, che sei volata in cielo su una stella, e come tutte le più belle cose vivesti solo un giorno come le rose, e come tutte le più belle cose vivesti solo un giorno come le rose.
che rigiro volentieri a questi bambini, no? Per aver ascoltato questa storia, la storia di Marinella. Fabrizio è pieno di storie. Racconta storia. Incredibilmente questa storia, che è una storia che appartiene a una via del campo, è una storia che avrebbe potuto ambientarsi in qualunque città italiana. Anche Roma ha la sua via del campo. Via del campo c'è una graziosa, gli occhi grandi, color di foglia, tutta notte sta sulla soglia, vende a tutti la stessa dose. Via del campo c'è una bambina con le labbra color rugiada, gli occhi grigi come la strada, nascon fiori dove cammina. Via del campo c'è una puttana, gli occhi grandi, color di foglie, se di amarla ti vien la voglia, basta prenderla per la mano e ti sembra di andare lontano. Lei ti guarda con un sorriso, non credevi che il paradiso fosse solo lì al primo piano. Via del campo ci vanno illuso a pregarla di maritare, a vederla salire le scale fino a quando il balcone ha chiuso. Ama e ridi se amore risponde, piangi forte se non ti senti, dai diamanti non nasce niente, dalle trame nascono i fiori. Dai diamanti non nasce niente, dalle trame nascono i fiori. Quei giorni perduti a rincorrere il vento, a chiederci un bacio e volerne altri 100, un giorno qualunque li ricorderei. Amore che fuggi da me, tornerai un giorno qualunque, li ricorderei. Amore che fuggi da me, tornerai.
gli occhi di un altro colore, mi dici le stesse parole d'amore, fra un mese, fra un anno, scordate le avrei. Amore che vieni da me, fuggirei, fra un mese, fra un anno, scordate le avrei. Amore che vieni da me, fuggirei. Venuto dal sole o da spiagge gelate, perduto in novembre o col vento d'estate, io t'ho amato sempre, non ti ho amato mai. Amore che vieni, amore che vai, io t'ho amato sempre, non ti ho amato mai. Amore che vieni, amore che vai. Adesso è la mia ultima canzone qui con voi stasera, è la canzone di Fabrizio, in particolar modo. Fabrizio ad ogni intervista diceva se proprio c'è una canzone che mi deve rappresentare, credo che sia Bocca di Rosa, questa ragazza capace di donare amore, no? Al di là della professione e delle consuetudini e delle convenzioni. Adesso però questa è una canzone che richiede il vostro ausilio, perché è una canzone lunga, un testo lungo. Io mi fregio di andare a memoria, credo che Fabrizio appartenga in toto a una tradizione omerica. Omero era cieco, però Omero fu in grado di raccontarci la guerra di Troia, il ritorno a casa di Ulisse. In qualche modo questa sua cecità lo rendeva più veggente di tanti veggenti e per questo in qualche modo nel riproporre le canzoni di Fabrizio De André io da sempre mi faccio vanto di andare sul palco a memoria, perché è giusto che sia così. Quelle parole furono studiate, quelle parole furono comunque cercate, scelte, in qualche modo quando si dice una parola appropriata, ecco. Però io qui in questa canzone che è Bocca di Rosa ho veramente bisogno di voi, perché uno, ripeto, è una canzone estremamente lunga, due perché c'ha quel coro tipo Brancaleone, no? E lì mi piacerebbe sentire un battito di mani. Non so se potrete aiutarmi, spero proprio di sì, perché io credo di aver alzato un po' il gomito con Rum prima di entrare in scena. Grazie. La chiamavano Bocca di Rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano Bocca di Rosa, metteva l'amore sopra il cose. In ascesa alla stazione dell'asilo di Sant'Elario, tutti si accorsero con uno sguardo che non si trattava di un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di Rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione. Ma la passione spesso conduce a soddisfare le proprie voglie, senza indagare se il concupito al cuore libero per amore.
fu così che da un giorno all'altro Bocca di Rosa si tirò addosso la funesta delle cagliette a cui aveva sottratto l'osso. Ma le comari di un paesino non brillano certo in iniziativa, le contromisure fino a quel punto si limitarono all'invettiva. Insomma dai, si può fare di meglio, dai. Si sa che la gente dà buoni consigli sentendosi come Gesù nel tempio. Si sa che la gente dà buoni consigli se non può più dare cattivo esempio. Così una vecchia mai stata moglie, senza mai figli, senza più voglia, si prese la briga di certo il gusto di dare tutto il consiglio giusto. E rivolgendosi alle cornude le postrò con parole argute, il furto d'amore sarà punito, disse dall'ordine costituito. E quelle andarono dal commissario e dissero senza parafrasare: quella schifosa c'ha troppi clienti, più di un consorzio alimentare. Ed arrivarono 4 gendarmi con i pennacchi, ed arrivarono 4 gendarmi con i pennacchi e con le armi. Spesso gli sbirri e carabinieri al proprio dovere vengono meno, ma non quando sono in alto uniforme, l'accompagnarono al primo treno. Alla stazione c'erano tutti, dal commissario al sagrestano. Alla stazione c'erano tutti con gli occhi rossi e il cappello in mano, a salutare chi per un poco, senza pretese, a salutare chi per un poco portò l'amore nel paese. C'era un cartello giallo con una scritta nera, diceva: Dio, Bocca di Rosa, con te se ne parte la primavera. Vabbè, fa freddo, siete tutti bocciati. Ma la notizia originale non ha bisogno di alcun giornale, come una freccia dall'arico scocca vola veloce di bocca in bocca. E alla stazione successiva molta più gente di quando partiva, chi manda un bacio, chi getta un fiore, chi si prenota per 2 ore, persino il palco che non disprezza fra un miserere e estremunzione, il bene effimero della bellezza la vuole accanto in processione. Ecco la Vergine in prima fila, Bocca di Rosa poco lontana, si porta a spasso per il paese l'amore sacro e l'amor profano. Grazie, ciao, buonanotte a tutti. Grande Carlo, grande Fabrizio, ti ringraziamo per questo grande dono, Carlo. Ed ora è la volta di una ragazza che sta crescendo, dal nome un po' esotico, Mia. Buonasera. Io sento il mio desiderio
senza pelle, i sogni senza stelle, immagini del tuo viso che passano all'improvviso, mi fanno sperare ancora che ti troverò adagio. Chiudo gli occhi e vedo te, trovo il cammino che mi porta via dalla agonia. Sento battere in me questa musica che ho inventato per te. Se sai dove trovarmi, se sai come cercarmi, abbracciami con la mente, il sole mi sembra spento, accetti il tuo nome in cielo, dimmi che ci sei, quello che vorrei vivere in te. Il sole mi sembra spento, abbracciami con la mente, smarrito senza di te, dimmi chi sei, ci crederò, musica Grazie. Allora, adesso vi presenterò due brani inediti del mio prossimo disco che uscirà a gennaio. Il nome è Ritratto, i brani sono di Sallusti Punto di Riviello. Due di questi brani sono Non sai tenere me e Ti odio quanto ti amo. Grazie. Non sai tenere me, non sai stringere tra le mani ciò che hai, dei miei silenzi che ne sai, continuerà a parlare, ma io non ci sarò, e la tristezza ormai si stringerà con te. Allora capirai che una ragazza come te non si abbandona mai, se non sai perché, neanche per un giorno. Felice tu sarai, lontano ormai da chi vedeva solo te, ma non lo capirai perché tu sei così, pronto a fuggire solo per far piacere a te. Non sai tenere me, non sai stringere tra le mani ciò che
fuggire solo per far piacere a te. Non sai tenere me, non sai stringere tra le mani ciò che hai, dei miei silenzi che ne sai, che ne sai, che ne sai, ma non lo capirai perché tu sei così. Non fa fuggire solo per far piacere a te. Non sai tenere me e non sai stringere tra le mani ciò che hai, dei miei silenzi che ne sai, che ne sai, che ne sai, tu che ne sai, 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 che ne sai. Grazie. Allora, il prossimo brano è un po' particolare, mi scuso anticipatamente perché ci saranno due parolacce rivolte assolutamente agli uomini. Perfetto, giusto, vero? Il brano si chiama Ti odio quanto ti amo. Grazie. Quando arriverai sdraiata in ste ore per fare finta che non sei arrivato tu e non sarò sicura che tu sei qui per me, ma io ti aspetterò già pronta lì per te. Io non mi muoverò finché non sarai qui e così senza parlare ti sdrai accanto a me e prendo ormai di te, già sento il tuo richiamo e con la tua prepotenza mi spingi verso te, tanto tu lo sai già, come sempre hai fatto, puoi rubare a me l'amore che tu vuoi, non rompi il mio silenzio, un accenno col capo, ormai troppo vicino, già sono tua col corpo, la mente non ci sta al compromesso tuo e restiamo così senza dire niente, la testa su di me, cerca gruppi nascosti, impassibile sarò anche quando mi sposti, la bocca su di me, sorride soddisfatta, senza pensare che la vita non è questa, tutto è finito ormai, tu ti rilassi un po', salsicci il mio caffè, non hai più voglia ormai, restiamo soli lì, nella mia stanza vuota, un po' di fumo, ha coperto il mio profumo, ma ormai fra noi così, che ci possiamo fare, nessuno di noi due ha voglia di parlare.
ma non te lo dirò, perché sono così, per un amore così non c'è tanto richiamo. Adesso io lo so, ti odio quanto ti amo, e restiamo in silenzio anche per ore ed ore. Non resta mai più niente di questo nostro amore, non lo sopporto più quel poco che mi dai. L'amore di un cretino non basta neanche a me, facile male me senza dirmi ti amo, anche se poi mi manchi, ti odio quanto ti amo. Sono stupida ormai e mi immagino già pronta a cancellare quello che resta di te. Mi hai preso mille volte, neanche sai perché. Non sarò mai anche io, me ne frego di te. E quando finirà avrai chi mi ama più di me. Ma vaffanculo a lei, ma vaffanculo a te. Grazie, grazie mille. Bene, brava anche la nostra Mia. È venuto il momento di un grande violinista dal nome Eros. Eros e il suo violino.
Bene? Eravamo impreparati. Un applauso a Euros. Allora, io adesso devo presentarvi una persona che tutti conosciamo, famosissimo nel Seven Show, in particolare con un personaggio Ermodifica. Lo vedremo su una trasmissione per i MP, poi lui che secondo me aggiungerà il tiro sul titolo. Signore e signori, Roberto Ranelli. Grazie, buonasera! Buonasera! Mazza che applauso! Mi ricorda quando è morta nonna. Fate l'applauso delle miserie, dai! E vai! È stata a divertire, Oddio, oddio. Già l'ho visti due che si sono piccati qua dietro. Allora, buonasera e grazie di essere venuti, come diceva Monica. Facciamo un applauso all'associazione, a questa scatta. Dai. Oh. Hai capito il morto così? Buonasera, benvenuti, grazie di essere qui. Io sono Roberto Ranelli. Tutto così lo spettacolo, allora. Si sente? Pure qua, quindi. Ci sono bambini qua stasera? Oh, ci sono problemi se cresceranno da 5-6 anni all'arco di 10 minuti? Io perché mi piace parlare di bambini perché io mi sento un bambino prodigio. A 3 anni avevo la stessa intelligenza che ho adesso. Però mia sorella non è meglio, Un giorno mia madre mi dice: amore, vai in cucina, passa al brodo, si affacciò. Se non capite le battute all'entrata, ci stanno muscoli, Hanno fatto un provino perché tutta il profilo la vedi tu. Bene, brava la cantante, vero? Brava la cantante, il violinista, De André, bravi, facciamogli un applauso, veramente. Se continuano capiranno che devono smettere. Allora, mi sto a divertire più di voi, mi tocca ridarvi i soldi, guarda. No, anch'io suono, solo che no, ma questa l'ho comprata da Ikea, allora vuoi far tiro, Robin? No, allora della serie che tocca fare per campare come qua. Allora, mi serve un attimo il K, dove mai avete messo il K? Il Jack, ecco qua. Allora, vedete che stiamo a fare. Io faccio sto pezzo solo perché mi piace vedere una cosa che. Belli i bambini sono la bocca della verità, quando l'apre metteteceli dentro e fatela masticare. Allora. I bambini sono meravigliosi, come quella bambina che un giorno disse alla mamma: mamma, sai che ho scoperto che abbiamo la cameriera che è un angelo? Dice: perché amore? Cioè pensa, ieri l'ho vista tutta nuda sul letto che diceva Dio vengo, meno male che dietro c'era papà che la teneva per culo, se no poi ma delle cose sul serio, non dite che la bocca aperta, poi se qualcuno ti approfitta. Allora, stasera vanno a casa che i punti. Allora. Te vuoi fare un amico? Fatta a me, no? Allora. Ho sentito tante belle canzoni stasera, allora partiamo cercando di parlare appunto della musica, questa meraviglia, no? Molti musicisti italiani, anche De André è stato un grande, anche se personalmente non è che l'ho seguito, insomma, ci sono tanti cantanti, tipo adesso vi faccio vedere questa espressione e dite, vediamo quale cantante vi ricorda. Sono andati via, oh. Vedi qua, chi mi ricorda? Si chiama Claudio Baglioni, Mr. Lifting. A forza di tirarlo il culo gli arriva qua dietro. Sai quando ti chiama? Un attimo, Qualche mese fa è tornato a Centocelle nel suo quartiere natale per omaggiare i suoi, come si dice, quartieranti, come si chiamano? Quelli che abitano, vabbè, quelli là. I borgatari. Vai fuori tu, tanto. Allora io dico, Claudio, no? È mancato 4 anni da fare i concerti a Roma. Va a Centocelle, quartiere popoloso di Roma, e come esordisce dal 4º piano di questo palazzo questa canzone qua, senti, Me la passi un attimo, Telemaco?
Vai. Questa è solo, Hai sti chitarristi moderni? Ma va a piangere, fammi la sentire, ci stanno certi, ma talmente veloci, vanno a casa, si scordano, levano la chitarra e continuano. Succedono delle cose. E finirà sto cazzo di rullino, no? Allora, scusate se ogni tanto ho detto rullino. Allora, Baglioni. Allora, però non mi ricordo con chi cominciava, se è il re o il mi. Era il là. Allora, no. Scrivete, allora. Non rido per cosa come finisce. Allora. Dove sono stato in tutti... Non ce ne riesco, me ne mettere qua per finire. Dove sono stato in tutti questi anni? Uno da sotto ha fatto apri gli occhi quando cammini. Baglione è il classico cantante che a un certo punto durante il concerto monta sul palco e comincia a fare vai cantate, tutta la curva, cantate, cantate, vai cantate tutti. Ho fatto ciccio 70 euro il biglietto, cantate. Ma sono così i cantanti oggi. Io non vorrei anticipare una sorpresa che ci sarà dopo, ma un altro cantante emblema della Roma, di Roma, Renato Zero. Mi piace Renato Zero? Ci vuole poco a piarlo per tu, però uno che ha scritto i migliori anni della... stanno di acqua dietro, dopo capite perché. Sai che Renato Zero è come il vino, c'è retrogusto? Lo sapete? Poi c'è un cantante famoso, anche quello, insomma, è un cantante che nel 97 vinse Sanremo, mi sembra 96-97, si chiamava Ron, anzi si chiama, conoscete quanti, lo ricordate? Ron, voi sapete che Ron, si dice nel mondo serpeggia, sta voce nel mondo dello spettacolo, che lui abbia un certo feeling con un altro cantante. Lo dici solo, però nada mai, dalla, allora... Tanto è vero che la canzone si chiamava Vorrei incontrarti fra 100 anni, vi la ricordate? Bellissima, no? Questa canzone era dedicata da Ron a Lucio Dalla e faceva pensare poco così, senti, è prima del concerto di Sanremo. Vorrei incontrarti tra un'ora, te strapperò tutte le lenzuola e te farò due occhi neri tra milioni di occhi neri, te lo giuro dopo non ci vedi. Al che Lucio Dalla: vorrei incontrarti a San Giovanni, te strapperò tutti i panni, e quando crederai di star sicuro che me sto perdendo, vorrei stare in mezzo a voi. Darete al meglio, te lo giuro, come del Cirio vede. Grazie, tanti cantanti bravissimi, come quello che vi ricordate, quello che fece Con te partirò. Sì, ma guido io, Ciccio. Lo so, questa è dura da digerire. Battute purtroppo sono battute, nascono da ogni cosa. Io mi ricordo che cominciai con la mia vita di, tra virgolette, d'artista. Io non sono un comico, cerco di far ridere, ogni tanto ci riesco, ogni tanto no. Mi ricordo che cominciai suonando la chitarra, seconda media, tutti che mi dicevano impara a suonare la chitarra che rimorchi. Io facevo, ma io i soldi a pagare maestro non ce l'ho, te impari a orecchio. 2 anni sono stato così. Mi invitava nelle feste, io suonavo, l'arti fregava le donne, mi invitava nelle feste, io suonavo, l'arti fregava le donne. Una volta ho preso una donna, si sono fregate la chitarra. Ma guarda che succedono queste cose, girano. Vai. Che spettacolo. Quante cose accadono, quante... Per esempio, vediamo, adesso vi faccio... Ascoltato? Abbandoniamo un attimo la musica, vi vorrei fare un attimo, stasera mi diverto, porca puttana, c'è troppo tempo. Allora, dunque, quanti di voi sono contenti dell'euro? Quanti di voi sono... Cos'è la Giolitti? Alleluia! Prodici disse che con l'euro ci sarebbe cambiata la vita. Io devo ancora conoscere qualcuno che è contento dell'entrata dell'euro. Secondo me di entrata ce n'è stata una sola.
Signore, ho scoperto che l'Italia è il primo consumatore in Europa di Viagra. E ci ride, ma io ero convinto che gli italiani, no, il popolo latino, noi c'eravamo la clava, ci facciamo i passaggi a livello, ci facciamo i buchi con ombrelloni, attaccapani, facciamo i mezzo cose, adesso cazzo di pasticchetta blu, oddio, per carità qualcuno c'ha bisogno perché proprio, no? Ma con la pasticchetta blu! Ma io mi sono sempre domandato, ma se tu ti prendi la pasticchetta, no? E ti intoscia solo lì, no? Tutto il resto che è tipo Medusa, che cazzo? Dovresti comprare Viagra che si sparma, andiamo! E spendiamo milioni di euro per il Viagra e non spendiamo un euro per il morbo d'Alzheimer. È vergognosa questa Italia. Ho detto, voi scommettete che tra 20 anni ci avremo tutti dritti e nessuno si ricorderà più quello che faccio. Ma guarda che follia sta cosa! Come fai oggi con l'euro a permetterti i bambini? Come fai? Prima di nascere già hai speso 6-7 mila euro, poi le mamme che sono ansiose, no? Addirittura la chicca ho fatto il passeggino col camino sotto, perché i bambini hanno sempre freddo per le mamme. E allora con l'euro come fai? Come fai? E c'è qualcuno che ricorre agli anticoncezionari. Io sto sotto una struttura, non dovrei dire questo, però io dico quello che penso, poi ognuno fa come gli pare. Quando uno non vuole figli, che cosa fa? Aspetta, Ciccia, andiamo. No, guarda, signora, c'è una che già sta così, ecco qua, questo qui davanti. Maurizio. Allora, quale anticoncezionale prendi oggi? Se tu usi la pillola, ti scagli subito contro il Vaticano, perché io non parlo di religione, parlo di struttura. La Chiesa ha detto che ogni pillola è un aborto. Allora io ho detto, se ogni pillola è un aborto, quelle cose fatte a mano è omicidio premeditato? Me ne devo spiegare. Veramente è da manicomio, dai. Ma qual è la colpa? È nostra, è di quello che ti fanno vedere in televisione. Mi dicono, ah, tu dovresti essere contento della televisione, uno che fa ridere, dovrebbe andare in televisione. Adesso in televisione non ti danno più spazio, la comicità in televisione è finita, 1 minuto e mezzo, e fa culo e te ne vai. Non c'è più posto per la televisione, per la comicità in televisione. E allora che fai? Sei costretto a vedere che Maria De Filippi, che fa? Amici come le donne saranno famosi, c'è apposta per te vero amore, io gli vorrei dire Maria, ma noi a gente che cazzo abbiamo fatto? Scusate se ho detto sta parola, ma ci sta, è colorata, dai, la descrive, la sottolinea. Maria De Filippi, quella che sta con il ciccione viaggiatore, Costanza. Sai quando chiamano Costanza? Ehi, voi tre! La sei mangiata Maria De Filippi? Quante cose fanno vedere in televisione che sono strane, queste cose moderne, ti fanno vedere le uova. Chi è che va al supermercato di voi? Tutti. Ah, ma veramente, io non lo sapevo, le uova XXL. Ma tu vai a spiegare a una gallina che migliaia di anni fa forse era uno struzzo. Cocco a faccio! Così pure le galline gli abbiamo fatto. Ma non dico queste cose, hanno inventato le scarpe Geox. Quelle che respiro, a una notte a me c'ho camera che mi sbatte i lacci, fa corrente, vado in piscina, mi respiro, mi asciugo i capelli, vai. Risotto per 2 dezza amore, sai perché per 2? Quando tagli la busta, prendi la padella, metti sul fuoco e versi il contenuto, più lo cuoci e più capisci perché è per 2, vedi che il risotto... Allora tu metti nel piatto, lo sai perché è per 2, uno che mangia e l'altro che ti guarda, com'è? Buono? Ma veramente in mano a sta gente. Signori, l'euro ti sta veramente incasinando l'idea, la vita. Io sono stata ad agosto scorso a Via Veneto, purtroppo non ho portato qui il documento ufficiale. Abbiamo ordinato 5 crodini, eravamo in 5 amici, 5 crodini, è arrivato il conto 76 euro. 76 euro e 5 crodini, ho chiamato il cameriere, ho fatto ciccio per 76 euro, mi riporta pure il gorilla, so, Ma io veramente, guarda, io batto a fidare della gente, io vorrei un attimo fare questa, vorrei dedicare questa canzone alla mia ex ragazza. Io ero te voglio stupire. Sono andato a fare uno spettacolo di Bibbia qualche anno fa. C'ero io, Gigi D'Alessio, Califano e Alex Britti. Come se mi Califano a Rai 2 col microfono. Allora Califfo, come ti senti qua dentro? Mi sento a casa e te credo.
Poi quando è toccato il turno mio, gli ho detto signori grazie che mi avete chiamato, so che avete saputo che io faccio dei spettacoli di evasione. Guarda, le Bibbie hanno un servizio d'ordine da paura, come sono arrivato è arrivato un poliziotto, mi ha detto quanto devi stare? Un secondino e gli ho dedicato questa canzone che si intitola appunto L'evasione e fa così. Ah, questa è carina, qui c'è una da fare. Chi è che mi mette un po' di luce soffusa? Vai. Ok, buonanotte. Vorrei dedicare questa canzone alla mia ex. Mi ha detto ti lascio perché devo scoprire chi sono, te lo dico io, basta. Io sono stato fidanzato 6 anni, dopo 6 anni ho detto senti perché non si sposiamo? E mi ha detto noi chi ci prende? Basta a spiegare, ci credo. Lo metti il tabacco dentro a quello che fumi o fai come Mussolini, ti darebbe in faccia? No, non lo so. Vai. Vado avanti? Scrivete. Rialza le luci però, vai. M'hai lasciato. Strano perché mi ha avuto che scordata, invece ne stanno. Ok, hai fatto il loro questo. Ma quante ne m'hai lasciato? E sei andato, ho preso, e sei andato via con lui. Te vuoi fare un amico? Fatta a me, no? Sono solo, sempre solo, e non capisco perché a me hai scelto lui. Perché ce l'aveva più grosso, più grosso, più grosso di me, quanto io ce l'avevo più piccolo, più piccolo, più piccolo di lui, e sono pene d'amore. Grazie, dai, facciamo un bel applauso a tutta l'organizzazione, grazie per aver organizzato questo magnifico pomeriggio, questa beneficenza. Almeno si tocca, è palpabile, no? Come 30 ore per la vita, 40 ore per scaccolare, tutte queste cose qua, televisione, basta, veramente basta. Vorrei dedicare sempre quest'altra, una poesia stavolta, alla mia ex. Gli arriverà almeno il 5% di quelle che gli dico, si intitola Per sempre, una poesia. Si sente veramente, sì? Ok, no, perché questi microfoni piccoli, non so se riconoscono, questo è il modello Ambra, poi c'è il modello Levischi, però non... Adesso americani sono forti, mi piace Bush? Bush è quello che in testa, c'ha solo una parola, bomba, 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 era meglio Clinton, faceva bomba, bomba. Basta poco, basta che cambia una lettera, cambia il mondo. Che spettacolo. Si intitola Per sempre questa poesia. Ah, c'è sta la bambina, che bella. Come si chiama? Ok, allora. Quella bambina che andò dal papà che era un po', fumava un po' troppo e disse papà, ma i drogati sono fatti come noi, de più. Bara. Per sempre. Ah. Mi rinfacci sempre che non ti porto mai un fiore, ma oggi sono eccitato e un bouquet ti ho regalato. Riposa in pace. Andavo meglio. Che faccio? Continuo? Che faccio? Posso... No, ci sono tante cose, dopo passiamo col fumo, ci divertiamo. Di che parlare, signori, dai, Veltroni, mi piace Veltroni, Io veramente,
forse se ne riandrà alle votazioni, alle elezioni, non si sa, si capisce. Io veramente, però, con quello che stanno facendo io non saprei veramente chi votare. Chi voti? Fini? Chi voti? Berlusconi, D'Alema, Prodi? Chi voti oggi? Uno come Bossi, voi ricordate 2 anni fa che disse basta con l'8 per 1000? Boh, un infarto, un coglione. Io veramente non so più a chi. Veltroni, quello che ogni tanto si inventa le notti bianche, no? Voi le avete fatte? Le fate sempre notti bianche? Ma vi ricordate la prima volta? Notti bianche! Tutti a buio! Che culo uno così, guarda, penso che ha vissuto un anno dentro una caverna, perché dico, uno più fortunato di lui. E vi ricordate che quelli che, l'Enel, quelli che ogni anno ce lo dicono, no? Dico, attenti, arriva l'estate, c'è assorbito le corrente, mi raccomando non troppi condizionati accesi, spengete la corrente, dovete essere parsimoniosi, no? Perché se no vi toglieremo la corrente a macchia di leopardo, ogni anno sta frase. Vi toglieremo la corrente a macchia di leopardo. Mi ricordo una volta che gli dissi, che fai? Se togli la corrente a macchia di leopardo, guarda che poi noi ti paghiamo a cazzo di cane. Veramente. Signori, posso raccontare una barzelletta? Me l'hanno detta, è veramente carina, però veramente, siccome le barzellette prendono spunto da quello che è la vita, quindi dalle cose belle, dalle cose brutte, quindi non hanno religioni, non hanno cose sociali, nascono così, dalle cose di tutti i giorni. Se ci fosse qualcuno tra voi che sa sta barzelletta, si facesse affari sua. Allora, un ragazzo di colore mentre cammina inciampa, si gira e vede un portafoglio per terra, si abbassa, lo prende, ma non c'è legge i documenti, Leonardo DiCaprio. Leonardo DiCaprio, che bello, il portafoglio. Per l'altra parte pieno di dollari. Che spettacolo, se lo mette in tasca, fa 10 passi, la gazzella di carabinieri, scendono 2, uno gormita, quell'altro documenti, controllo sull'immigrazione. Questo, come se era così, dal documento si accorge. Gli dà questo documento, il carabiniere apre questo portafoglio, fa Leonardo DiCaprio, poi lo guarda, Leonardo DiCaprio, lo mette vicino al viso, Leonardo DiCaprio, a mare Sciamma il Titanic è affondato o ha preso fuoco? Ma io ne stavo dando barzellette carine. Come quello che è andato nella savana, no? Dice, penso sono andato nella savana, a un certo punto stava a camminare in mezzo a una fratta, mesce il leone da una fratta, amico, mi fa, scemo, e il leone quando esce dalla fratta fa, e quando esce le faccia però. Come le cose, che facciamo? Chi c'è dopo di me? C'è Segovia? No. Sti musicisti, bevate cantare, volevo far cantare loro, ma che spettacolo, vai, cantiamo, va. Sono le 7:30, vabbè, tra un paio d'ore abbiamo finito, allora. Vai, cantiamo. Che programma le piace in televisione? Che programma le piace? A chi è che piace Piero Angela? Ma è vero che sta male? È successo qualcosa o mi è sfuggita? Sto parlando di serio! Ma avete fatto il provino davvero per venire? Io dico, Piero Angela, no? Ma non basti te? Pure il fio. Ma almeno Piero Angela quando ti spiega le cose, te le spiega come ti affascina, prende, cattura la tua attenzione. Alberto Angela è l'infame. Ti fa vedere una catacomba, non è che ti dice ecco la catacomba, ecco l'arco romano, ti cascasse addosso. E i documentari sono sempre quelli, Quark, Super Quark, Terra, Gaia, il pianeta che ride, il sole che ride del culo, Geo in Geo. Poi ne hai fatto caso, cambiano i nomi e ti fanno sempre quelli, il leone che si mangia antilope, il coccodrillo che si mangia ognu, lo squalo che si mangia la foca, l'ognu. Sta mezza mucca, mezza rincoglionita, no? Sono migliaia di anni che passi su quel fiume, lo sai che ci stanno i coccodrilli, fai il giro, no? Proprio, guarda, vabbè, non lo faccio cantare, vai. Fatevi un applauso perché siete veramente un bel pubblico. Grazie di essere qui. Vorrei cantare pure una canzone, mi piace Ligabue? Ragazzi, Ligabue sembra che mi avate cantare. Ciao Freddo, Liga! E se lo fa una vita
vita da guardiano, con pastore e un mare in mano. Pensa lui, Grignani e Gino Paoli, suicidio di massa ci sarebbe. Veramente. Allora, vai, facciamo sto vecchio stornello romanesco che sicuramente molti di voi se ne ricorderanno. Vai, grazie un po' di l'epoca, un po' di Tiburcio, vai, tutti così, dai. Questa è una canzone per esempio che all'aperto se piove non si può fare. Vai. Signorina, sa che lei è uno sguardo che incanta, 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 incanta. Io preferisco le bionde, lo sa? Più che altro perché sono prima al buio. Allora. Vai, pronti? Adesso dirò la prima strofa, l'altra le fate voi e poi cantate per il conto vostro. Pensa che delle volte comincia lo spettacolo con il do e questa canzone si intitola Butta fuori. Quando vanno via tutti cambia accordo. Vai così, pronti? Questa si intitola L'incontro, ed è la descrizione di un incontro tra me e una donna. Se qualcuno sa questa canzone, vi ricorda qualcosa l'incontro? L'incontro, mi ricordo, io venuta con macchina, no cartonata, amico, Gli accarezzai i capelli, lei mi disse non so quelli dei più giù che siano più belli, me le fa così, Gira la telecamera verso della Irigattano, vai. Pronti? Amore mio, se ne va bene tu più giù devi andare, 3 volte, più giù, ok? Ok? Allora gli toccai il viso, lei mi disse con un sorriso che più giù c'è il paradiso. Se non vi fate fare il coro, fatelo a mente, io faccio finta di suonare e inseriamo per me. Io lo so. È un attimo. Amore mio, se ne va bene tu mi giù devi andare. Vai! Mi dai una busta della monnezza, mi rifiuto. A voi di una dritta rimanete voi se ne andiamo noi, no? Allora gli toccai il petto, lei mi disse con dispetto che mi giù che c'è il boschetto. Bello! Dica pure! Amore mio, se ne va bene tu più giù devi andare, vai! C'è una botola, voglio uscire da sto palco. Ti do uno schiaffo per lo sviluppo. Vai! Allora gli toccai la panza, lei mi disse con costanza che più giù che sta una stanza. Oh no! Ma che si usa uno? Amore mio, se ne va bene tu più giù devi andare, vai! Ciao! E di poi i soldi te ne vai, no? Tutti qua allo zoo. Devo capire al 4 questa. Mi sento assediato. Vado avanti? Scendo? Siamo arrivati, stiamo alla sala giochi, Allora gli tocca in tallone, lei mi disse sei un coglione di più su c'è uno stanzone. Amore mio, se ne va bene, non devi andare. Grazie! Forse ci vediamo dopo. Grazie! Grazie a tutti! C'è una mascherina di sorella. Allora, signori, lo presenti tu, Maurizio, o ti penso io? Ok, lo presento io. Ciao. Roberto Ranelli. Grazie! Torniamo ad Eros e il suo violino.
Eros e il suo violino. Signore e signori, Daniele Sinascia. Sottrarsi alla troppo invogliante condizione di protagonista, neanche quando ci si ferma dal fornare. Troppi fast food pieni solo di proteine. Micidiale è la rassegnazione. Un volto, un'identità, ecco di cosa abbiamo bisogno. E non di un atto di Spencer automatico. Ecco che si presenta l'occasione per uscire allo scoperto, per dire eccomi, ci sono anch'io. E non diamo troppi colpi a questa povera vita piena di acciacchi e ci aspetta con i suoi grandi occhiali da sole. Come se l'arte potesse essere calcolata. Ne hai fatti di danno, marketing. E che bello pescare sospesi su d'una soffice nuvola rosa, io come un gentiluomo e tu come una sposa, mentre fuori dalla finestra si alza in volo soltanto la bolla, c'è aria di tempesta. Sarà che noi due siamo di un altro lontanissimo pianeta, ma il mondo da qui sembra soltanto una botola segreta. Tutti vogliono tutto per poi accorgersi che niente. Noi non faremo come l'altra gente, questi suoni resteranno per sempre. Che nessuna notte è infinita. È infinita, i migliori anni della nostra vita. Penso che è stupendo restare a lui, abbracciati in mondo, come pugili dopo un incontro, come gli ultimi sopravvissuti. Forse un giorno scopriremo che non ci siamo mai nessuti e che tutta quella tristezza in realtà non è mai esistita. Vai! Vita, la nostra vita, senti più forte che
È più facile che mai, cercami, non soltanto nel bisogno, tu cercami, con la volontà e l'impegno, reinventami. Se mi vuoi, allora cercami, tornerò solo se ritorni tu. Sono stato invadente, eccessivo lo so, il pagliaccio di sempre, anche quello era amore, però questa vita ci ha puniti già, troppe quelle verità che ci sono rimaste dentro. Oggi che fatica che si fa, come finta l'allegria, quanto amaro disincanto. Vai! Insultami, feriscimi, tu prendi il mio, cancellami. Tu mi dirai che uomo mai ti aspetti. Io ti vedo l'insicurezza che mi dai, l'anima mia farò piacere pure lei. Se mai vivrò in questa clandestinità per sempre. Fidati che hanno preso gli anni miei, fidati e sorprese non avrai. Sono quello che vedi, io pretese non ho. Se davvero mi credi, di cercarmi non smettere, no. Questa vita ci ha puniti già, insoddisfazione qua ci ha raggiunti facilmente, così poco abili anche noi a non dubitare mai di una libertà emergente. Vai! Ti servirò, ti basterò una riserva, questo no. Quale altra alternativa può salvarci? Io resto qui, mettendo a rischio i giorni miei, scomodo sì, perché non so tacere mai. Adesso sai, senza un movente non vivrei.
Come state? Allora, che ha fatto a Roma? Meno male, va. Una notizia ogni tanto. Ma sei faticata. Come state? Me lo dite con un po' più di verve? Come state? Lo vedi che quando vuoi... Ed è mangiato? No! Siete fame, Io direi che mo ci aspettano i tramezzini, le pizzette, le cose. Io ho una paura perché questo è un campo minato, è pieno di fili, di microfoni, io ho una paura che so un po' maldestro. Allora, la prossima canzone però vi voglio vedere scatenati. Io ho chiesto direttamente al teatro se potevamo scatenarci, quindi potete, perché ho il nulla osta, salire sulle poltrone e scatenarvi. Se volete anche tutti nudi. Meglio di no? Vabbè, tanto è tutto buio, dai. Hai visto mai? Però la canzone è un medley, per cui c'è il triangolo, mi devi conoscere. E dai! Mi conoscete? Vedi? Quando vuoi. Che strano esisto anch'io, sono molto senso tempo, ma quello che siamo noi è un letto redisfato, senza più un avvenire, senza più dignità, con il veleno nel cuore, nella freschinità. Se è vero che non dipende, io non mi piego, non mi piego.
tempo, io sono solo più di te, nell'acqua di una luna io farò di te un mare colore. Manco che sto chiedendo i soldi, e vedete Max prossimo, vai! Al mixer, Max! Sempre un motivo per... Scusate, scende giù sui suoi scaletti. C'è sempre un motivo per alzare un pochino la voce, perché tra sti governi, destra, sinistra, centro, purtroppo pensano un pochino agli affari loro, pensando troppo poco a noi, quindi la voce serve e servirà tra un po', perché tra un po' bisognerà scendere in piazza, perché questi ci stanno a levare l'ossigeno. Quindi attenzione, bisognerà avere corde vocali molto resistenti. Io però prima di lasciarvi vorrei ringraziare tutti gli amici che sono qui in console, per cui Maurizio, poi li ringrazieremo anche più avanti, ma Max che sta lì al mixer, che non sembra che sta a lavorare perché sta in una posa un pochino plastica, ma essendo lui un pochino timido, a differenza invece di questi nostri amici politici che hanno sempre ben poco da dire ma ci riempiono le vite di parole che non ci servono più a nulla, sono le persone sempre quelle che hanno sempre molto da dire, che stanno sempre un pochino in disparte. Strano paradosso. Purtroppo ci stanno riempendo un pochino la televisione, un pochino i nostri tempi liberi con queste alla romana si dice fregnacce, per cui una volta la fregnaccia era una cosa divertente, invece questi ci hanno preso un pochino il vizio, l'abitudine. Io tra un pochino vi canterò un brano che è forse una delle canzoni più importanti della musica italiana, è una canzone che ci deve far riflettere. Ma che sistema? Sto a presentare la canzone, dategli una borocellina, qualcosa. Ma scherzo signor, sto scherzando, ci mancherebbe. E me con i cellulari, basta poi me ne lasciate qualcuno dei numeri, si intende. Però quello che dicevo io, questa canzone che diciamo parla di un argomento che ci sta un pochino
passando fra le dita ma senza accorgercene troppo, è la libertà. Io credo che bisognerebbe un pochino rinunciare a quell'ora di straordinario in ufficio per dedicarla alla famiglia, ai bambini, perché poi questi crescono e non ci riconoscono più. Tanti cellulari fanno sempre la stessa cosa, qualche byte in più non ci darà mai la felicità e la serenità di portare questi ragazzi al parco o comunque stare con loro davanti alla PlayStation. Credo che il loro soggiorno davanti alla televisione o comunque a un videogame val bene la pena di rinunciare a qualche cavallo in più sull'automobile o su qualche numero in più sulla rubrica del telefonino, quindi state un pochino più con loro. abbastanza stelle e quanta violenza sotto questo cielo. Un altro figlio nasce e non lo puoi, gli spermatozoi, l'unica forza in tutto ciò che hai, ma che uomo sei se non hai il cielo. Grazie di cuore. Io ho un'incombenza, devo darvi delle ottime informazioni. Vorrei
cominciare a ringraziare un pochino di amici. Vorrei chiamare qui sul palco una serie di ottime anime. Il primo è il promotore della serata, Massimo Rotondi. Gli applausi qua vanno fatti almeno di doppio, e quando si parla di aiutare delle altre persone, delle altre anime che sanno che l'applauso va almeno raddoppiato. Grazie. Vorrei chiamare il presidente dell'associazione Davide Ciabattini, Onlus. Allora, prego, dovete essere la mano se non faccio le cose. Vai. Vorrei chiamare Luigi Ciabattini. Sei sempre te? Pensa che sono sotto Davide, pensa te. Allora, gli artisti che si sono esibiti, applauso. Carlo Ghirardato. Miha, ho detto bene? Dillo che dire lei con la sua propria. Mia. Dimmi la cosa sbagliata. Ok. Eros e il suo violino. Scalate un po'. Ok. Non ti devo presentare. Purtroppo. Vabbè, va. Roberto Ranelli! Devo cantare. Quando vuoi. Il carrozziere. Mi hanno detto che ce n'è qualcuno, un applauso a loro. Vabbè. Ma perché stanno qua giù? C'hanno paura che ci sputano oppure no? È meglio. Io davanti, ma che mi frega? Anda vai, state dove pare, siete voi padroni. Allora, ed infine, Ma ancora sta scattando. ancora sta? A scattare fuori. Ed infine, no, il problema è che con Roberto ci conosciamo da almeno qualche anno. Purtroppo, aggiungo. No, purtroppo no, per carità. Però il problema è che quando poi L'altro giorno sono stato dal carrozziere. il problema è che Mi ha quando portato la macchina, mi ha detto la portata il CID, ho detto che si è rotta la macchina, no il CID. Mi ha detto quando botta la ripariamo, dei dotte te apro, ciccio. Roberto, Vabbè. Non è venuto meglio. il problema di quando si lavora insieme è che quando uno sta dietro alle quinte poi dite quanto ti pare. Il problema è quando si è insieme sul palco e quindi inizia un pochino questo ping pong un pochino ok. Sei condannato, partiva la tangente tu. Allora, ed infine gli organizzatori della serata. Un altro mito, Carlo Valori. Oh! Che meraviglia. Per l'occasione ho buttato giù pure qualche euro, Però non la confidata. scusa, posso. I fratelloni, eccoli, Stefano Nardoni. Applauso. L'altra parte della famiglia, Roberto Nardoni. Dulcis in fondo, Maurizio Sallusti. Vieni qua. Ok. E posso dire una cosa? Puoi dire quello che E vuoi. per finire, Daniele si nasce. Meno male che non ci sei vivendo. Aspetta, scusa, non in palla, questa non deve stare qua. Questa basta. Sì, bene. Allora.
quanto avrei voluto. Qua cambiamo l'arredamento, poi faccio lo spogliarello, questa musica. Si può fare lo spogliarello? Sì, per carità. Roberto, sei stato subito il primo a dire sì. No, ti dire sì, ma non veni qua. Io vorrei farvi una canzone, se le luci diventano un pochino più chiare. È quello che continua a scattare, mi scoppierà. Sembra una nuova emozione. Vorrei che le luci si soffuscessero. Sì? Sì. Ma voglio sapere come si dice. Si soffusero. Lo vedi che non è facile. Si soffusero. Speriamo di no, ce ne fanno ripagare. Ok. Purtroppo il contagio di un cabarettista è... Ma gli hai detto che questo è solo il primo tempo? Ah sì. Non andate a mangiare la mezzini, poi fa il secondo tempo. Allora, ed è arrivato il momento di cantarvi una canzone che è pertinente. Gioiamo, dai, gioiamo. Ovviamente. È una canzone che parla di loro, di noi, di voi tutti. Perché come ha prima detto Roberto Ranelli, la società, almeno per quello che mi riguarda, per quello che ho capito io, voi direte forse non ci hai capito niente, ma in realtà non è fatta di quelle persone che per andare da una parte all'altra ci mettono 3 minuti dentro una macchina blu. Io credo che gli eroi li abbiamo trovati qui questa sera, sono quelli che si alzano alle 7 di mattina e che fanno grande Roma e l'Italia intera. Quindi gli eroi non li andiamo a cercare nella televisione, i vari cariconi, i vari... Costantino! Ci hanno rotto i coglioni! Gli eroi sono qui stasera a teatro! Questo è un applauso veramente miserabile. Ed è per questo che voglio cantarvi una canzone, perché sono le persone che, perdonatemi, a me dica mi stanno ampiamente sulle palle. Che vuol dire very important? Noi che siamo meno importanti? Non va bene. Cominciamo ad abituarci all'idea che la vera vita è qui, quella che abbiamo fatto noi tutti questa sera, perché quando si fa qualcosa per qualcun altro, allora evidentemente il nostro passare in questa vita ha avuto il suo senso. Da qui in poi le prove le abbiamo fatte, no? Che spettacolo! Che sei commosso? Quando ce lo freghi, Roberto? Allora, questa l'ho presa dalla poesia tua. Sì, l'ultima che hai detto. Oh, ok. Riposa in pace, ok? Allora, c'è da consegnare una targa. Volevo ringraziare tutti, chiaramente Massimo, Carlo, tutti gli artisti che ci hanno dedicato questa sera, e ringraziare principalmente voi, perché con la gioia di questa serata continuiamo, non ci scordiamo di chi soffre, di chi lotta per la vita. Noi come associazione siamo a Bambini Gesù, nel reparto di ematologia, e assistiamo i bambini e le famiglie che soffrono di leucemia. Abbiamo 2 appartamenti dove ospitiamo appunto le famiglie che vengono da fuori Roma e le assistiamo dal punto di vista logistico, psicologico e anche economico. E chiaramente queste famiglie, venendo da lontano e buttate in questa realtà della malattia, soffrono e hanno dei momenti veramente di sconforto. Noi con la nostra presenza, il nostro calore e soprattutto il vostro calore, come questa sera, cerchiamo di stargli vicini e di aiutarli. Stiamo ristrutturando anche il nuovo reparto di ematologia del Bambini Gesù, ci stiamo occupando anche della sistemazione delle mamme in questi reparti. È un reparto a lunga degenza, quindi le mamme come minimo stanno 3 o 4 mesi in ospedale vicino ai loro bambini. Stiamo cercando di realizzare una poltrona che la sera diventi letto, che sia comoda, resistente, e per i bambini abbiamo inventato questo circuito per le PlayStation,
e insomma cerchiamo di starli vicino e di supportarli in ogni loro esigenza. Questo grazie a voi e grazie a questa serata. Ricordo dell'associazione del Massimo, il Carlo, grazie. Io vorrei, a parte Roberto, vorrei sapere se c'è qualcuno che vuole aggiungere qualcosa. Roberto, vuoi parlare? No, non c'è. Queste immagini parlano evidentemente da sé. Io vorrei finire dedicando. Posso dire un'ultima poesia? Vai, sei il padrone Roberto, lo sai. Prendo il centro, Posso? Non approfittare. Metti un po' di musica, quella scopigna, quella. Dedicata a tutti quelli che se ne fregano di queste cose. Ci sono 1000 modi per dire ti amo, ma tu per me ne avessi trovato uno. La gente come noi non può fermarsi mai, ha fame di cambiare, ha più di un cuore, ha fantasia. La gente come noi si beva all'osteria, si sposa con la notte, ha una gran voglia di andar via. La gente come noi non muore mai, perché è sana e forte e fa l'amore, anche senza fortuna ce la fa, di sogni ne vivrà, sfidando la realtà, rischiando. La gente come noi si arrangia come può, divide un dispiacere, non ti dice mai di no. La gente come noi accettala così, selvaggia ed intrigante, ma meravigliosamente gente. Questa mia gente è gente che ha tutto e niente, libera gente che voli, che sei dovunque. La gente come noi ti stupirà, se vuoi fare casino lei ci sta, combatterà l'uomo davanti a poco. Questa mia gente è davvero grande, ma avanti e non si arrende. Tu la combatterai, più si difenderà. Non sai tu questa gente quante risorse ha, e mentre tutto intorno cambierà, la gente come noi è sempre la stessa, sorride e ancora si commuoverà. Gente senza età che sa d'eternità, che gente viva. La gente, tu sei importante, gente da strada, gente che il mondo sfida. Lei non ha prezzo e non si venderà, se vuoi
se un amico se ne andrà fra la gente come noi, tu non sarai da solo mai, mai, mai. La gente come noi non muore mai. Grazie a tutti, buona serata, non invecchiate, arrivederci, ci pari, dai te che fanno le cose, ci pari.